Dopo quasi 20 anni di presenza a Martignacco, il Circolo Culturale Amici della Musica chiude i battenti per continuare altrove. Il motivo della conclusione dell'esperienza è legato alla scadenza del contratto di affitto nei locali di proprietà della parrocchia e la richiesta dell'aumento del canone di locazione. I responsabili dell'associazione temono che quelle stanze, dove sono passati migliaia di allievi, rimangano vuote. A breve lascerete Martignacco. Sembra proprio di sì, possiamo dirlo proprio ufficialmente. Dopo 30 anni di attività mi sono trovato a dare già ai saggi di fine anno questa comunicazione, molto triste per noi perché in occasione dei 30 anni ci sarebbe piaciuto piuttosto fare una grande festa, invece abbiamo comunicato ufficialmente che ci trasferiremo da Martignacco. Non ci sono più le condizioni per poter andare avanti e ufficialmente chiudiamo, no? In pratica speriamo di riuscire a riaprire a breve tempo da un'altra parte. Voi eravate in affitto in una struttura della parrocchia? Sì. Ecco, probabilmente l'oggetto del container è proprio il canone. Purtroppo sì, nel senso che il contratto attuale è arrivato alla sua naturale scadenza e non abbiamo avuto la possibilità di rinnovo. Ci hanno chiesto un canone d'affitto forse anche giusto, ma per noi purtroppo non sostenibile e di conseguenza dobbiamo andarcene. Da chi verranno occupati i locali che libererete voi? Non lo sappiamo, la mia personale ipotesi è che rimarranno vuoti, questa è la mia ipotesi. Ci sono delle voci in paese che circolano e sembra che vengano destinate ad altre associazioni. Una voce dice: noi abbiamo avuto per tanti anni la fortuna, no, di poter usufruire di questi spazi con un contratto d'affitto modesto, è giusto che dopo tanti anni queste agevolazioni possano averle altre. Quello che commento io, dispiace dare spazio a realtà nuove, magari mettendo in condizioni di disagio quelle già esistenti. Marinella Concina, lei è testimone, prima dell'intervista qualcuno diceva lei come altri rappresenta il futuro, come sta vivendo questo momento? Vedo che non viene valorizzata un'attività che a me ha dato tantissimo e che mi ha fatto crescere non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista umano, dandomi la possibilità di conoscere delle persone veramente fantastiche. E quindi vedere che quello che per me è importante e che mi sembra scontato che deve essere importante anche per tutte le altre persone non viene sostenuto, ovviamente mi lascia molta tristezza. Si tratta di un contenzioso tra la parrocchia e il circolo nel quale il sindaco non può certo inserirsi. Già 6 anni fa al Circolo della Musica era stato dato lo sfatto e poi c'era stato il rinnovo del contratto di affitto. Così il sindaco di Martignacco, Marco Zanori, il quale evidenzia come la scuola in questione non può essere paragonata ad un'associazione come ad esempio una filarmonica di paese basata solo sul volontariato. Il circolo evidentemente ha delle entrate e quindi sviluppa un fatturato, conclude Zanor, e quindi va configurata diversamente da un semplice sodalizio.